Cari amici di Sapori, ben trovati. Sono Ugo Nicosia, docente di Fondazione Italiana Sommelier Bibenda. Oggi ci occupiamo di spumanti, più precisamente dell'azienda Nicosia. La storia nasce nel 1898 quando Francesco Nicosia a Trecastagni approfitta del momento d'oro dei vini etnei. Poi l'azienda continua ad andare avanti grazie ovviamente al figlio Carmelo Nicosia che nel XX secolo, sfruttando i vigneti di Vittoria sull'Etna e creando una moderna cantina, fa continuare questa storia che in questo momento va ancora avanti grazie ai figli Francesco e Graziano. Gli spumanti sono un'eccellenza dei vini etnei e Nicosia crea una linea che si chiama Sosta Tre Santi, dedicata ai tre santi di Trecastagni, Alfio, Filadelfo e Cirino. A Trecastagni si trova in questo momento la moderna cantina dove vengono effettuate le visite e le degustazioni. I vini di Tenuti Nicosia sono un inno alla Sicilia più profonda, grazie al suo clima mediterraneo, alla generosità delle sue genti, al carattere esuberante del vulcano. Oggi assaggiamo Sosta Tre Santi Rosé 2021. Questo spumante medoto classico da Nerello Mascalese sosta almeno 24 mesi sui lieviti. Poi viene sboccato come brut, quindi con un residuo zuccherino non più alto di 12 grammi litro. Il colore meraviglioso è un rosa antico con delle sfumature ramate. Bellissima la persistenza di questa effervescenza con delle bollicine molto piccole, numerose e persistenti. Il naso è estremamente ricco di fiori rosa, petali di rosa, ma anche lamponi, fragoline, un accenno minerale. Il sorso è estremamente rinfrescante, con tutta questa effervescenza che stimola le papille gustative facendo salivare molto il cavo orale. Molto lungo al gusto con un grandissimo equilibrio. Fa proprio venir voglia di essere abbinato a dei prodotti come il sushi, ma anche con i crudi di pesce, anche con i formaggi o con i fritti. È straordinario anche come aperitivo. E come diceva Goethe, la vita è troppo breve per bere vini mediocri.